Eccoci, siamo con Renzo Della Reta al termine di Sarzana Montebello, 25esima di campionato. Hai aperto le marcature di questa vera guerra, battaglia a tutti gli effetti. Gli allenatori ce l'avevano pronosticato, una lotta a tutto campo. 2-0 per il Montebello, poi 3-2 per il Sarzana, risultato finale che vede il Sarzana in vantaggio per 7-4. Goleade che dimostrano la vivacità della gara. Come hai visto la tua squadra? Come hai visto la partita di questa sera? Bueno, prima di tutto ciao. Bene, abbiamo iniziato giocando noi la partita, penso, per questo è il 2-0. Poi loro penso che hanno iniziato a giocare, si hanno svegliato e si vede il 3-2. Però penso che abbiamo giocato una buona partita e poi continuiamo a sbagliare sempre allo stesso modo. Però dobbiamo continuare. Il torneo adesso non ha finito, manca Sandrigo a casa di loro e dobbiamo fare punti per dopo giocare il play-out. Un po' più tranquillo. Dici bene, ora la prossima sfida, l'ultima di campionato di regular season, è il Sandrigo, una sfida diretta praticamente tra due squadre che affronteranno il play-out, quindi ottenere punti importanti per toglierne anche di importanti al Sandrigo. Sì, hai ragione, è una squadra che vamo a giocare tantissima partita quest'anno e dobbiamo continuare. Già del lunedì dobbiamo iniziare una nuova settimana al 100% perché questo non ha finito.